tra camion e auto, tragedia lungo la regionale Padana Inferiore a est nel Padovano. A perdere la vita la coppia di anziani coniugi di carcere che era a bordo dell'auto. Il dramma a poca distanza dall'autovelox divelto da Fleximen un mese fa e poi ripristinato. Richiesta di patteggiamento inammissibile. A maggio al via il processo per il camionista tedesco che travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino. A solo 13 anni uno dei giovanissimi che ieri ha lanciato dei sassi dal cavalcavia di Marcon colpendo un'auto, il ragazzino si è presentato in comune con il papà. Dopo gli scontri allo stadio Penzo per Venezia Bari con 5 poliziotti e 2 carabinieri feriti, la proposta del sindacato FSP dare un esempio forte contro la violenza. In Abruzzo il centrodestra vince ma la Lega ha perso 20 punti in 5 anni ed è superata da Forza Italia. Zaia ostenta tranquillità ma in Veneto la vera grana resta il caso da re. Moda in lutto per la morte di Silvia Visconti. Aveva fondato il marchio Raptus & Rose nel suo atelier a Belluno ed aveva ideato a Bassano le passerelle insieme all'associazione oncologica San Bassiano. Vicina all'ufficializzazione della nomina di Fortunato Ortombrina, attuale guida della Fenice di Venezia, nuovo sovrintendente della Scala di Milano. La cronaca ora con il terribile schianto che si è verificato nel pomeriggio nel Padovano a est lungo la regionale 10 Padana Inferiore. A perdere la vita una coppia di anziani, marito e moglie. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo. 2 persone, marito e moglie, sono decedute oggi pomeriggio in un terribile incidente stradale tra il comune di Este e quello di Santa Caterina, lungo la variante della strada regionale 10 Padana Inferiore. Una macchina si è scontrata contro il camion che nell'impatto si è girato di traverso, bloccando completamente la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Le vittime sono marito e moglie di 79 e 76 anni, residenti in località Carceri, conducente e passeggero della Dacia Sandero che viaggiava in direzione di Santa Caterina d'Este. L'impatto contro un camion della ditta Grigolin di Nervesa della Battaglia che si occupa di massetti per l'edilizia e che stava trasportando materiale edile. Il mezzo pesante invece viaggiava in direzione Monselice. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire ai vigili del fuoco di intervenire in sicurezza per la rimozione del camion e dell'auto. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche i carabinieri di Este e la polizia stradale per i rilievi e per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del terribile schianto. L'impatto ha completamente distrutto la parte anteriore dell'auto che si è trasformata in una gabbia mortale per i 2 coniugi a bordo che sono morti sul colpo. L'incidente stradale è avvenuto a pochi chilometri di distanza dal punto in cui a fine gennaio era stato reciso a colpi di flessibile un Velox. Ed ora torniamo sull'altro terribile incidente che si è verificato sabato sera a Godega di Sant'Urbano, costato la vita ad una ragazza di 19 anni. Il corpo della giovane è stato restituito ai familiari, domani potrebbe essere resa nota la data dei funerali. Intanto migliorano le condizioni delle amiche che erano con lei in auto. Sono ancora in ospedale, noi ci auguriamo che nel più breve tempo possibile possano essere dimesse e tornare alla vita normale. L'incidente mortale di sabato sera che ha strappato alla vita la giovanissima Marica Loprese. Migliorano le condizioni delle 2 amiche 17 e 18 anni che erano in auto con lei. Sono entrambe ancora ricoverate a Treviso e Conegliano. Per loro, se dovesse essere necessario, l'ULSS disporrà un servizio di supporto psicologico per curare anche le ferite dell'anima. Abbiamo e ringrazio i nostri psicologi ospedalieri che si fanno carico proprio di queste situazioni, quindi siamo a disposizione nel momento in cui ci chiederanno, noi veramente diamo la disponibilità. A 2 giorni dall'incidente, erano le 19 di sabato, le ragazze stavano raggiungendo gli amici ad una festa. Sembra prendere sempre più forma l'ipotesi che all'origine dello schianto vi sia una mancata precedenza da parte di Marica. I rilievi sono dei carabinieri della compagnia di Conegliano. Ad oggi non risulta siano stati disposti ulteriori accertamenti, la dinamica pare chiara, ma non è escluso che in sede civile possano essere presentate delle istanze. Sulla pericolosità di quell'incrocio continua ad insistere il sindaco Paolo Aguzzo, questa mattina in sopralluogo con la sua polizia locale, che dovrà ora relazionare su un possibile rafforzamento della segnaletica nel suo tratto di competenza. Domani sarà invece inviata da Autovie una lettera con richiesta di confronto dallo stesso primo cittadino. Resta chiusa nel dolore la famiglia di Marica, il corpo è stato restituito alla famiglia, i funerali potranno tenersi già a metà settimana, mancherebbero solo alcune carte per fissare la data. All'Istituto Marco Fanno
anno. Questa mattina c'è stato un momento di raccoglimento tra studenti e docenti per ricordare la ragazza. Ieri mattina in chiesa il parroco Don Stefano Sitta ha invitato i fedeli a pregare per lei e soprattutto per la sua famiglia straziata dal dolore. A Vicenza ora con il processo per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino dal tir guidato da un camionista tedesco. Oggi colpo di scena, l'udienza in tribunale. Vediamo. Colpo di scena. Il processo per la morte di Davide Rebellin oggi segna una svolta in attesa. I giudici infatti dichiarano l'inammissibilità del patteggiamento chiesto dai legali di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino travolse e uccise il campione veneto di ciclismo. Un'udienza breve in cui tutto sembrava già incanalato verso il patteggiamento, un'istanza che già in fase di indagini preliminari era stata respinta. Successivamente, il 19 febbraio, i legali di Wolfgang Rieke avevano rinnovato l'istanza di patteggiamento, quantificandolo in una pena di 3 anni e 11 mesi. Il pubblico ministero si era detto d'accordo. Quella di oggi dunque sembrava un'udienza in cui sarebbe stato confermato il patteggiamento e invece il colpo di scena. Il giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta in quanto la stessa era già stata formulata allo stesso modo e già rigettata dal GIP. Il collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di patteggiamento ritenendo corretta una corrente giurisprudenziale per cui l'istanza di patteggiamento presentata davanti ai giudici del dibattimento deve essere diversa rispetto a quella presentata davanti ai giudici per indagini preliminari. Quindi sulla base di questa corrente giurisprudenziale il Tribunale ha ritenuto inaccoglibile, inammissibile l'istanza di patteggiamento e ha rinviato per il dibattimento al 27 maggio. Hanno ritenuto di non accogliere allo Stato il patteggiamento che avevamo formulato e di procedere con il dibattimento. Questo non è un problema, aspettiamo la prossima udienza fissata per il 27 maggio nella quale verranno sentiti i consulenti di parte per far valere le nostre ragioni. I giudici hanno dunque dichiarato aperto il procedimento. Wolfgang Rieke si trova agli arresti domiciliari in un appartamento del Trevigiano. Il 27 maggio alle 14:45 la prima udienza dibattimentale è fissata in tribunale a Vicenza. I giudici hanno ritenuto di applicare questo indirizzo giurisprudenziale e appunto per noi non è un problema in quanto affrontiamo il dibattimento serenamente. La famiglia si aspettava che si andasse a processo, in particolare dopo il rigetto dell'istanza di patteggiamento da parte del giudice delle indagini preliminari, quindi ecco, da parte nostra, da parte delle famiglie, è quello che ci aspettavamo. Sassi da un cavalcavia a Marcon questa mattina, uno degli autori, tutti giovanissimi, si è presentato dal sindaco con i genitori. Apprezzo il gesto, dice il primo cittadino, ora aspetto gli altri. Abbiamo avuto un genitore accompagnato dal figlio che si è presentato in municipio. Detto fatto, all'indomani del forte messaggio tramite Facebook scritto dal sindaco di Marcon, stamane uno dei responsabili del lancio di sassi domenica pomeriggio dal cavalcavia del centro commerciale Valle Center si è presentato dal primo cittadino insieme al papà. Il sindaco infatti aveva richiamato ragazzini e famiglie a responsabilizzarsi. Ha 13 anni e frequenta la scuola a Marcon come gli altri che erano con lui tra i 13 e i 15 anni e che sono fuggiti alla vista dei carabinieri chiamati da uno degli automobilisti colpiti da un sasso. Ho apprezzato notevolmente il passaggio del genitore che si è reso responsabile e ha voluto sollecitare appunto il figlio di quelle che fossero le proprie responsabilità. Rimane l'amarezza per un gesto davvero insolito, un comportamento non giustificabile anche se stiamo parlando di minorenni e che lascia l'amaro in bocca perché non è pensabile che appunto per noia, per una bravata dei giovani possano permettersi un gesto di questo tipo che metta a repentaglio la circolazione e la sicurezza di coloro che in una domenica stanno circolando per il territorio e appunto si vedono arrivare un sasso dal cielo. Sassi che sarebbero stati presi da alcune piante del centro commerciale poco distante, di qui un ulteriore appello.
Il ragazzino era molto intimorito, ovviamente, è stato responsabilizzato dal padre, ha dichiarato appunto di essere stato in compagnia e è passata come una bravata, è passato come un gesto di un ragazzo che non ha ancora la maturità per capire l'entità di quello che ha combinato, di quello che è stato fatto. Il ragazzino mi accennava che c'erano altri 8 ragazzi sempre minorenni con lui e quindi sono pronto ad accogliere coloro e le famiglie che si sentano responsabili e i loro figli, proprio per responsabilizzare soprattutto questi ragazzi, perché da un evento di questo tipo è necessario che ci sia una presa di posizione forte da parte delle famiglie. Abbiamo bisogno anche di dare i giusti messaggi ai nostri giovani e questa può essere una buona soluzione. Io li accoglierò qua, li metterò davanti alle proprie responsabilità. Anche perché i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed è solo questione di ore perché vengano identificati gli altri. L'automobilista colpito dal sasso infatti sporgerà denuncia e molto probabilmente lo farà anche il centro commerciale. La politica ora, il voto in Abruzzo, il centrodestra vince ma la Lega non può cantar vittoria, il Carroccio ha perso 20 punti percentuali in 5 anni, ostenta tranquillità Luca Zaia ma in Veneto la vera grana, resta il caso di Gianantonio D'Arè. Io sono abituato ad una cosa, che ogni volta c'è l'analisi del risultato. Siccome le montagne russe le ho viste nel mio partito, ma le ho viste anche negli altri partiti sempre, quindi evito di parlare di montagne russe. Montagne russe del voto non vuole nemmeno salire Luca Zaia, che a margine di un evento all'Albarella guarda l'Abruzzo con fare epicureo. Se il centrodestra vince, la Lega perde. In 5 anni si sono volatilizzati 20 punti percentuali da 27,5 a 7,5. Alle politiche nel 2022 era sopra l'8. Tant'è, la giornata di Zaia è iniziata con gli auguri al riconfermato Marsiglio. Gli ho mandato un messaggio stamattina alle 6:30, 7, era sul pezzo, quindi ci siamo messaggiati, gli ho fatto le mie congratulazioni, un bel risultato e direi che questo deve dare anche al governo ancora impulso per fare, per affrontare le riforme. Voto abruzzese che però potrebbe avere un nuovo peso sul gioco delle alleanze, anche in vista dell'election day di giugno. Non è un mistero per nessuno che Lega e Fratelli d'Italia stiano facendo fatica in Veneto a trovare la quadra tra ultimatum e tensioni, senza contare che il Carroccio è alle prese con il caso tutto interno di Gianantonio D'Arè, bomba che a Treviso è deflagrata, tanto da provocare il rinvio di un incontro fra il segretario leghista Dimitri Coin e il meloniano Claudio Borgia. E poi c'è Forza Italia che stavolta vuole incidere con Flavio Tosi, che ha iniziato a tessere la sua tela attorno allo stesso D'Arè. Lo ha fatto anche in una nostra diretta. Se Toni decidesse di venire con noi ne saremmo solo che felici, perché appunto è un amministratore di lungo corso e di buoni amministratori c'è sempre bisogno. Avanza che non è piaciuta al leghista trevigiano Giuseppe Paolin, che sui social ha lanciato l'hashtag Corriamo soli che male accompagnati. Caustico Gianangelo Boff. Ogni partito fa le sue valutazioni, Tosi farà le sue valutazioni su chi far entrare o far uscire. Quando era segretario della Lega, Tosi era famoso per quello che faceva uscire le persone o accompagnava le persone verso la porta d'uscita. Adesso ha deciso di invertire la tendenza, quindi ma diciamo che in Lega l'abbiamo conosciuto così, Flavio. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, TG del Veneto. Dopo le violenze allo stadio Penzo in occasione della partita di calcio Venezia-Bari con 5 poliziotti e 2 carabinieri feriti, ecco la proposta dell'FSP, il sindacato che rappresenta la maggior parte degli agenti del reparto mobile di Padova. Bloccare la curva per 3 partite. È questo una forma di evoluzione di quello che era il DASPO, che abbiamo notato non funziona più. Una provocazione, ma anche una proposta vera. L'FSP, Federazione Sindacale di Polizia, chiede di dare un segnale forte, di lanciare un messaggio chiaro ai tifosi violenti. Dove si verificano scontri con i poliziotti, chiudere per 3 partite le curve dello stadio.
Bloccare quello che è la cosa che a loro in quel frangente è più cara. Naturalmente non bisogna generalizzare e non dobbiamo cadere nel rischio di generalizzare. Restano sempre degli eventi confinati a pochi, permettetemi il termine, cialtroni, violenti, aggressivi. Naturalmente non bisogna generalizzare, ma 27 poliziotti feriti con una prognosi superiore ai 5 giorni da Natale a oggi sono troppi, sottolinea il sindacato. Le centinaia di agenti del reparto mobile impegnati ogni settimana negli stadi italiani vanno protetti. Sindacato che chiede anche inasprimento delle pene, un maggiore impegno della politica e l'impiego di tutti gli strumenti tecnologici esistenti, a partire dai droni. Un altro strumento che è necessario in questo momento è quello tecnico, dotare i poliziotti dei droni, di tutti quanti quegli strumenti innovativi che la tecnologia in giro per l'Europa ci sta fornendo. È giusto adottarli anche in Italia. I droni sarebbero decisivi per la prevenzione degli incidenti. Le immagini consentirebbero infatti di anticipare le mosse dei violenti e di impedire che si arrivi allo scontro fisico. La palla ora passa alla politica. Vittima di offese sessiste sul campo di Portogruaro, Eleonora Carrer, coach dell'Azzano Decimo Basket, ha fatto sentire la sua voce per sensibilizzare su un argomento molto delicato. Sentiamo. Non sei capace? Resta a casa a pulire. Sei una miracolata ad allenare questa squadra. Sono state solo una piccolissima parte degli insulti, molti a sfondo sessista, subiti da Eleonora Carrer, coach della squadra maschile di Azzano Decimo di basket che milita in Serie D. L'ennesimo episodio l'ha fatta propendere a far sentire la sua voce con un post Facebook che è arrivato sulla famosa pagina, La Giornata Tipo. È accaduto che mi sono sentita dire che se una donna non puoi allenare, o sei una donna non capisci niente di pallacanestro, e in aggiunta sei una miracolata, se l'anno scorso hai vinto il campionato è grazie ai giocatori e non grazie a te. E da lì mi sono sentita male e subito dopo la partita i miei giocatori sono venuti a rincuorarmi e dicendomi delle cose veramente belle e mi hanno fatto scoppiare in un pianto che è stato un misto tra la felicità di quello che mi hanno detto i miei giocatori, però anche una ferita comunque che sentivo che iniziava ad aprirsi. Non era la prima volta che mi succedeva, mi è successo anche da ragazzina o quando giocavo, che ti dicevano sempre ma il basket femminile non è basket, siete lente, ma vai a lavare i piatti, vai a fare qualcos'altro invece di giocare a basket. Però bisogna far capire che ognuno di noi, che sia maschio o che sia femmina, può avere una passione e vuole coltivarla. Messaggio chiaro, forte, per sensibilizzare, smuovere le coscienze su un problema di lunga data con gli impianti sportivi che vengono visti spesso come luoghi simili a valvole di sfogo primordiali, ma per fortuna ha avuto Eleonora anche tanto appoggio e sostegno. Sono arrivati una marea di messaggi di solidarietà, solo solidarietà, neanche un haters, nessuno mi ha scritto qualcosa di negativo, quindi sono contenta. Mi è dispiaciuto però ricevere messaggi da parte di donne che si sono trovate nella mia stessa situazione, che però mi hanno ringraziato per quello che ho fatto e anzi hanno detto che non si gireranno mai più dietro all'insulto, ma cercheranno di fare qualcosa. Ho ricevuto un bel messaggio da coach Vertemati, l'allenatore della 2 di Udine, dove mi invitava ad assistere col mio staff a uno dei suoi allenamenti e mi ha detto le porte qua sono sempre aperte per te, quindi mi ha fatto un piacere veramente immenso e lo ringrazio. Moda in lutto per la morte di Silvia Visconti. Aveva il suo atelier a Belluno ed aveva ideato a Bassano le passerelle assieme all'associazione oncologica San Bassiano. Se n'è andata ad Aviano dopo aver combattuto per anni contro il tumore la stilista Silvia Visconti, milanese d'origine, bellunese d'adozione. Proprio a Belluno, nel suo atelier sul fiume, diede vita al suo progetto di moda liberata Raptus and Rose, con pezzi unici capaci di vestire i corpi e le forme di ogni donna. Noi siamo la nostra anima, ma noi siamo anche il corpo che riveste la nostra anima e ogni corpo è meraviglioso.
Tessuti ricercati, frutto dei suoi numerosi viaggi nel mondo, il Giappone, la Cina, la Scozia, il Medio Oriente, la sua adorata India, dove seguiva con avidità e curiosità i processi di tessitura e tintura delle stoffe che diventavano capolavori di altissima sartoria. Ma soprattutto la sua grande sete di bellezza, che aveva portato in più occasioni anche a Bassano del Grappa, con le sfilate che vedevano in passerella le donne che avevano affrontato o stavano affrontando il cancro, trasformate in regine. Quel senso di profonda leggerezza, capace di trasformare in un sorriso il dramma di queste guerriere, seguite dall'associazione oncologica San Bassiano Onlus, che aveva creato con Silvia Bisconti un legame strettissimo. Erano stati i suoi abiti, indossati dalle modelle d'eccezione, che avevano attraversato il Ponte Vecchio di Bassano all'indomani della restituzione alla città del monumento nazionale, dopo anni di lavori. È per noi un grande onore l'idea di poter sfilare in questo ponte appena riaperto. L'ultimo saluto a Silvia Bisconti è fissato per mercoledì 13 marzo in forma laica dalle 13:30 alle 17 nell'atelier sul fiume a Belluno, assieme alla famiglia e al suo Raptus Team. E noi la ricordiamo così. È vicina l'ufficializzazione della nomina di Fortunato Ottombrina, attuale guida della Fenice di Venezia, a nuovo sovrintendente del Teatro La Scala di Milano, quando a fine febbraio del prossimo anno scadrà il mandato dell'attuale guida del teatro, Dominique Meyer. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Torna un tempo più tranquillo e stabile grazie all'aumento della pressione atmosferica. Il dettaglio di martedì 12 marzo. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Al mattino sarà possibile qualche nube bassa o foschia in pianura. Temperature in contenuto aumento, minime tra 4 e 7 gradi, massime comprese tra 15 e 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente avremo frequenti addensamenti, ma a seguire il cielo si farà via via più sereno, poco nuvoloso sui monti. Temperature minime sui 3-8 gradi, massime intorno ai 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà ampiamente soleggiato. Nel corso della giornata lungo la cresta di confine saranno possibili alcuni rovesci. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno ai 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.